Bentornati e bentornate a una nuova puntata di Focus Verona Economia. Questa settimana parliamo di banche, il tema che è il cuore della 21ª settimana veronese della finanza. Sono felice di ospitare nuovamente a distanza di un anno qui nei nostri studi Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa San Paolo. Bentornata. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. È passato un anno, sono subentrate delle novità, alcune positive, altre meno a livello geopolitico internazionale. Si parla di dazi, Trump, Cina, tensioni in Medio Oriente, guerra in Ucraina che ai noi era già iniziata da tempo, anche l'anno scorso. In questo contesto anche il mondo bancario si deve necessariamente confrontare. Partiamo da questi temi, dottoressa Balbo, per cercare di capire un attimino qual è il polso, qual è la situazione dal vostro osservatorio. Allora, diciamo che in un contesto che è sicuramente rimasto di grandissima incertezza, l'anno, il 2025, era anche partito bene. Il primo semestre è stato un semestre tutto sommato vivace. E in questa seconda parte dell'anno gli effetti un po' di questa incertezza che si prolunga un po' si sentono nel rallentamento, per esempio, delle scelte di investimento degli imprenditori, che tuttavia non hanno fermato gli investimenti, perché devo dire che vedo grande proattività su tutto il tema del digitale, anche sul tema dell'efficienza energetica, perché c'è una consapevolezza che cresce sul fatto che bisogna trovare dei fattori anche per restare competitivi e efficienti. Diciamo che sugli investimenti si dovrebbe fare un po' di più. Lasciamo da parte i campioni, le aziende più strutturate che continuano a farlo, ma si dovrebbe fare di più anche sulla parte dell'automazione, dei sistemi intelligenti, non soltanto per restare competitivi e per fare innovazione, anche per combattere un po' il tema della carenza di manodopera, che rimane una grandissima criticità un po' in tutti i territori, anche nel veronese. Assolutamente sì, difficile reperire personale specializzato. Permane anche, dicevamo, tra gli imprenditori un clima un po' di incertezza, qualcuno non guarda niente e va avanti, altri invece si fanno un po' paralizzare in questo contesto. Forse la mancata innovazione arriva anche da questa paura, da questo timore. Voi come banca, immagino, siate lì anche per, insomma, far capire che l'incertezza va in qualche modo superata, fornendo anche strumenti, consulenza e una vicinanza strategica. Sicuramente, perché se da un lato è comprensibile essere un po' più prudenti in questi momenti, dall'altro è anche chiaro quali sono le direttrici su cui continuare ad investire per restare sul mercato e per essere competitivi. Il tema dell'innovazione: non puoi fare innovazione se non investi in tecnologia e anche in capitale umano. Piuttosto che il tema della sostenibilità, insomma, sono queste le strade un po' inevitabili, ineludibili, e da parte nostra cerchiamo di accompagnare le aziende sui propri percorsi, ma anche di stimolarli in tanti modi. Sul fronte dell'innovazione, attraverso le nostre strutture specialistiche, ma anche attraverso la rete di network che noi possiamo e cerchiamo sempre di stimolare con le università, acceleratori, percorsi privilegiati di accompagnamento per le start-up, matching con le aziende più grandi che possono investire nelle start-up tecnologiche, missioni che facciamo all'estero accompagnando le aziende in Israele piuttosto che in California, per mettere a contatto con investitori. Insomma, tantissime cose, perché poi dopo arriva naturalmente il finanziamento, ma quello lo voglio dare quasi per scontato, è il nostro mestiere, naturalmente noi dobbiamo finanziare la crescita e gli investimenti, ma cerchiamo anche di mettere in pista le nostre competenze e il network che possiamo attivare per dare stimoli e supporti. Affinché poi questi investimenti producano chiaramente valore innanzitutto per le aziende che si rivolgono a voi e chiaramente anche per la vostra banca. Lei appunto è responsabile dell'area Veneto Ovest e Trentino Alto Adige, una macro area che
che ha dimostrato nel corso dei decenni e dei secoli anche chiaramente una proattività importante dal punto di vista proprio imprenditoriale. Ecco, sono aziende, in particolare in quest'area del nostro paese, che nonostante queste difficoltà di cui abbiamo parlato, continuano ad investire e nonostante tutto, insomma, portano avanti una convinzione, no? È fortunata, diciamo, nonostante le difficoltà, a lavorare in quest'area. Diciamo no? che Diciamo, è sicuramente mi permetta questo. Lo condivido perché è sicuramente questo un territorio estremamente dinamico, resiliente, innovativo, con uno spirito imprenditoriale forte. Io ho lavorato anche in altre zone d'Italia e posso dire che questo è sicuramente vero. Anche in questa fase in cui, ad esempio, i dazi hanno complicato decisamente la vita alle aziende che esportano, l'export del primo semestre non ne ha risentito. È vero anche che all'annuncio dei dazi le aziende hanno iniziato a fare scorte, hanno spinto più velocemente sulle esportazioni proprio per anticipare il fenomeno e probabilmente gli effetti li vedremo un po' di più verso fine anno, primi mesi dell'anno prossimo. Però le aziende si sono date subito da fare per diversificare i mercati e trovare nuovi sbocchi. Chi ha potuto, perché ci sono anche tante aziende che hanno delle produzioni di altissima qualità che non sono sostituibili nel mercato americano e quindi probabilmente queste aziende lo stanno già facendo, trasferiranno il dazio sul prezzo. Altre hanno anche cercato un po' di attenuare l'impatto assorbendolo un po' con i prezzi, quindi stiamo vedendo veramente anche di fronte a questo fenomeno che sulla carta poteva essere, è sicuramente preoccupante, ma poteva essere veramente dirompente, stiamo vedendo una reazione di nuovo molto, molto forte. Ora staremo un po' a vedere appunto il primo semestre dell'anno prossimo se gli effetti saranno un po' più impattanti, però di nuovo noi come banca siamo molto a fianco delle aziende, un po' parlando di cose concrete anche sul tema delle coperture, per essere pronti a cogliere i momenti di mercato migliori e per calmierare un po' i rischi di cambio, ma anche sulle commodity, e poi con tutta la nostra rete internazionale per accompagnare le aziende a fare scouting, a cercare anche nuovi sbocchi. Cosa possiamo dire di Verona, visto che siamo a Verona, un territorio che ha una produzione molto trasversale, il monitor dei distretti certifica e anche monitora, insomma, le varie economie. Ce ne sono diverse sul nostro territorio, sì. Complessivamente è un territorio buono, positivo, sì, che sta bene. È un territorio comunque dove i dati anche del primo semestre ci confermano comunque un territorio molto, molto dinamico. Noi non ci aspettiamo un anno con fatturati o con utili in calo. Vediamo aziende comunque ancora in buona salute. Se parliamo poi dei distretti, i distretti ce ne sono 8 che noi mappiamo sul territorio veronese, sono molto diversificati, è la caratteristica dei distretti. Già nell'agroalimentare ne abbiamo 2 che vanno bene e quello del vino che magari ha qualche difficoltà in più, certo. E il tema dei dazi e non soltanto. Piuttosto che la carta, tutta la parte della cartiera che l'anno scorso era andata benissimo, il primo trimestre è andato bene, secondo trimestre qualche segno di rallentamento e la carta bisogna osservarla da vicino perché chi produce gli imballaggi vede il tema eventualmente, certo, della manifattura, vede qualche calo, lo vede un po' in anticipo. Il marmo sta andando bene, anche Marmotech insomma mi risulta che sia andato bene, ho visto tanti ordini raccolti. Quindi insomma bisogna, le calzature, il mondo della moda sappiamo che è un po' più in crisi, ci metterà un po' di più tempo perché devono ripartire i consumi. Ci sono appelli anche a livello governativo, nazionale, esatto. Esatto, diciamo ecco che ovviamente i settori poi hanno degli andamenti diversificati. Resta un territorio comunque sano, un territorio vivace, resiliente, capace sempre comunque di reagire anche alle difficoltà. Un territorio sensibile, anche questo, ritorniamo alla sua area di competenza, molto sensibile ai temi della sostenibilità. E i temi del cosiddetto ESG, questo acronimo che è entrato prepotentemente anche nell'ambito bancario da qualche anno, insomma, condiziona e dà delle direzioni anche di sviluppo strategico non solo per le aziende ma anche per la banca stessa, che ha messo in campo diverse risorse, no? Sicuramente, perché noi
cerchiamo di accompagnare questo grande percorso di trasformazione delle aziende sui temi ESG, che non è soltanto un tema regolamentare, assolutamente, è proprio una trasformazione dei modelli di business per restare competitivi, è un modo diverso di restare anche sul territorio. E le aziende hanno una consapevolezza crescente su questo, ce l'abbiamo già culturalmente, ma è una consapevolezza crescente. Come banca le accompagniamo in tanti modi con delle forme privilegiate di finanziamento. Recentemente ne abbiamo lanciata una che premia anche chi dà nuovo lavoro, ad esempio, e quindi con delle premialità. Facendo cultura, con i laboratori ESG, con le collaborazioni che facciamo con le università, con tanti altri soggetti, con la formazione. E un po' più in generale anche la banca deve cambiare anche i propri modelli interni, i propri modelli, questo ce lo impone il regolatore, ma noi anche come propria nostra volontà, tutti i temi che riguardano la sostenibilità li premiamo con un miglior rating, con migliori condizioni e per questo ecco anche il dialogo con l'impresa deve essere un dialogo sempre più fitto, sempre più vicino, perché è importante conoscere anche gli aspetti qualitativi dell'impresa, conoscere davvero l'impresa, quindi anche il rapporto con la banca deve continuare a maturare e a crescere. E con il territorio su cui agisce, perché poi un aspetto che le banche di oggi insomma non devono trascurare sicuramente all'interno di questo acronimo è l'aspetto sociale, perché l'economia degli ultimi tempi ha portato all'aumento di un divario tra alcune situazioni in cui la ricchezza si manifesta più chiaramente e zone sacche di povertà anche tra la società, su cui è opportuno intervenire, soprattutto se si è una grande banca, la prima banca italiana come nel vostro caso, tra le prime in Europa, e quindi immaginiamo che sentiate anche una responsabilità sociale. Assolutamente, così come che va oltre, ecco, l'essere banca nei confronti di clienti. Certo, così come tante imprese di questo territorio hanno e dimostrano una responsabilità sociale, la nostra banca sicuramente questo ce l'ha nel proprio DNA e come obiettivo strategico anche del piano di impresa. E solo per dare un dato, non parlo neanche di numeri, abbiamo 1000 persone della banca che si occupano soltanto di questo, che fanno parte proprio di Intesa San Paolo per il sociale, con centinaia di progetti che poi hanno impatto sui territori, su tantissimi ambiti, ma primo fra tutti proprio il divario sociale, le categorie marginate, la lotta alla povertà. E anche i giovani, insomma, sono da coinvolgere in questo tavolo di discussione, perché saranno poi i futuri clienti, no? Anche della banca, ma insomma non solo per quello si fanno queste azioni. Ecco, sul tema, e magari chiuderei, dei giovani, la digitalizzazione, la vostra banca chiaramente si è mossa in anticipo, siete presenti fisicamente con le vostre filiali, ma puntate anche molto sulle nuove tecnologie. Insomma, è indubbio che la banca deve pensare anche a questo aspetto. Certo, sicuramente abbiamo investito tanto in questi anni in innovazione tecnologica e recentemente è stata lanciata anche EasyBank, la banca appunto digitale del gruppo. Sì. Ma non è soltanto un tema di tecnologia, la banca ha investito per avere veramente una multicanalità integrata che permetta ad ogni cliente di poter accedere alla banca nel modo, nei tempi che ritiene più opportuno. Le filiali ci sono, rimarranno, saranno sempre più importanti per la parte della consulenza, ma il cliente avrà sempre di più la possibilità di utilizzare la banca nel modo che ritiene più opportuno. Può essere l'app, piuttosto che la filiale digitale al telefono, l'internet banking, oppure fare un po' in un modo e poi magari iniziare da casa e poi andare a completare l'operazione in banca. Dobbiamo fornire le soluzioni tecnologiche, dobbiamo anche dare un modello di servizio che sia al passo coi tempi e con i bisogni dei clienti. Il vostro, e chiuderei su questo obiettivo, lo dimostrate con i fatti, è quello di creare reti, mi permetta, insomma, sì, dottoressa Balbo, no? Creare reti sul territorio a più livelli e con più destinatari. Vi sentite proprio anche questa mission, no, cucita un po' addosso? Lo dicevamo all'inizio, no? Cercate di mettere insieme università, istituti di ricerca, associazioni di volontariato, imprese per la parte profit. Insomma, siete una banca che sviluppa reti.
Sì, io penso che questa sia una delle responsabilità più grandi che ci Da sentiamo. tempi per non il fatto sospetti, tra l'altro, no? Quando ancora sì. non si sentiva parlare di reti di impresa a livello formale. Sì, è vero, ma anche perché è un po' la tradizione delle tante banche che si sono unite per dar vita oggi a quella che è Intesa San Paolo, Certo. ed è una matrice anche storica che non vogliamo perdere. Sicuramente oggi lo possiamo fare con le spalle più grosse, con tante competenze all'interno, tecnologiche ma non soltanto, prima di Certo. tutto umane, e credo che sia una responsabilità importante che dobbiamo e che ci vogliamo prendere. Ringraziamo allora Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa San Paolo, per essere tornata a trovarci, per averci dato importanti aggiornamenti sulla banca, ma in generale sul contesto all'interno della quale la banca si muove, sia economico che, abbiamo sentito, appunto sociale. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi per l'invito. Buonasera. Questa puntata speciale di Focus Verona Economia dedicata a Intesa San Paolo termina qui. Noi ci vediamo a una prossima occasione. Buon proseguimento su Radio Adige TV.